Potremmo domandarci, ma la pandemia ha impattato lo stress, l'ansietà, questa situazione qui? Abbiamo fatto uno studio per questa roba qui, abbiamo fatto uno studio all'interno di un progetto che abbiamo, che chiamiamo Cuore Psicologia, e abbiamo, non descrivo tanto i metodi per non perdere tempo su questa cosa qui, ma abbiamo studiato un buon gruppo di pazienti, più di 300, e siamo andati a vedere com'era la situazione di stress pre-pandemia e in periodo di pandemia. E cos'è che abbiamo osservato? Abbiamo osservato che nel periodo della pandemia la situazione di stress è marcatamente aumentata. Lasciando stare i pazienti ammalati di Covid, lasciando stare loro, mi riferisco alla popolazione generale, alle persone che non hanno avuto il Covid, pure hanno lamentato in maniera oggettiva un aumento di stress e ansietà. Noi ci soffermiamo soprattutto sullo stress, il quale stress, ad esempio, è una delle ragioni per cui aumenta il battito cardiaco, volendoci legare ad un altro colloquio che abbiamo fatto con voi. Ecco, siamo poi andati a vedere cosa accadeva nei maschi e nelle femmine e abbiamo osservato questa cosa qui. Lo prendo da un piccolo lavoro scientifico che presenteremo il mese prossimo alla Cardiologia Nazionale. Lì sarà una presentazione strettamente scientifica, con voi facciamo una presentazione più semplice, più colloquiale. Abbiamo osservato che i pazienti che prima della pandemia lamentavano stress erano il 43%, circa il 43%, ok? Mentre nel periodo di pandemia sono passati al 60%, quindi una differenza grande, statisticamente rilevante, una differenza marcata, molto più stress in tempo di pandemia. Ma qual è la nota nuova, non aspettata da questo punto di vista? Che questa differenza così marcata, prossima al 20%, era presente solo nei maschi e non nelle femmine. E questo è un fatto rilevante. E non abbiamo neanche una spiegazione chiara per giustificare questa differenza, almeno dal punto di vista scientifico. Potremmo pensare ad intuito che le donne abbiano affrontato meglio e quindi con minor stress la situazione di difficoltà, mentre invece i maschi hanno patito, hanno sofferto di più il disagio della pandemia, ad esempio, ma questa è solo una ipotesi e andrebbe eventualmente indagata. Sta di fatto che noi abbiamo osservato questa differenza. Possiamo dire che è importante o non è importante? È molto importante questa cosa qui, perché pensate solo, e l'abbiamo fatto in un altro lavoro che abbiamo presentato lo scorso anno, sempre alla nostra cardiologia italiana, qui all'AMCO, vero? Dove mettevamo in relazione lo stress e il disturbo cardiovascolare e avevamo focalizzato l'attenzione, avevamo detto ma sto stress è importante o è una roba fantasiosa, conta, non conta? Conta parecchio, perché senza entrare dentro a tanti numeri, a tante statistiche, pensate che solo per avere osservato una situazione di stress, la pressione del sangue è aumentata di 5 mm di mercurio, l'avevamo già detto una volta credo. Vuol dire che era passata da 77 a 82 mm nelle persone normali, è vero, di diastolica, la pressione minima dove batte di più la faccenda. Ora voi pensate che avere una pressione 5 mm sopra rispetto alla precedente è una differenza che per i borderline significa passare da normoteso ad iperteso. Quindi è una differenza rilevante che si fa sentire sul piano cardiovascolare e può anche avere necessità terapeutica. Ecco il riflesso concreto dello stress. Quindi, per concludere questo breve colloquio, potremmo dire che la pandemia ha influenzato la popolazione normale, aumentando la situazione di stress e di ansietà, e questo qui può avere anche riflesso dal punto di vista cardiovascolare.